una domanda che riguarda la comunicazione e l'informazione, ma anche il collegamento tra i vari consigli comunali. Io ho ricevuto da Rifondazione Comunista di Portogruaro un documento che girava per tutti i consigli comunali proprio sul discorso della privatizzazione, che cercava una coesione. Io ho notato che non c'è molto collegamento, c'è la conferenza dei sindaci che per conto mio non sfrutta il potenziale e comunque il ruolo per cui è nata, il motivo, la motivazione. Avete dei contatti con gli altri consigli comunali? Lei si sente soddisfatto, vede che c'è anche per esempio il consiglio comunale, se è trasmesso tramite webcam, se il vostro sito internet è aggiornato, come vede da questo punto di vista qua la comunicazione e l'informazione? Sì. Beh, per quanto riguarda il sito internet del comune, per il momento è un sito internet vecchio, diciamo, che dovrebbe essere completamente rifatto. E effettivamente mancano contatti con gli altri gruppi consigliari degli altri comuni. È anche vero che la stessa conferenza dei sindaci, il sito della conferenza dei sindaci è aggiornato nel 2008, per cui siamo un po' tutti in ritardo. Stavamo discutendo appunto ieri sera col gruppo che vorremmo presentare a riguardo una mozione proprio in comune qui, per far carico alla Giunta di chiedere sia alla conferenza dei sindaci sia all'ATO di prevedere nel sito web proprio l'inserimento di tutti i verbali, perché anche quelli non sono aggiornati. Anche perché con questo potremo eventualmente eliminare tutte quelle polemiche che ci sono in questi giorni, perché c'è uno che dichiara una cosa e l'altro che la smentisce il giorno dopo. Per cui se il verbale è pubblico... Qui però devo chiamare in causa purtroppo il presidente della conferenza dei sindaci, che è Igor Visintin. Io l'ho punzecchiato fra virgolette 2 o 3 volte nel mio sito, richiamando a un maggior aggiornamento sia il sito della conferenza dei sindaci ma anche il suo, perché anche quello del comune di Pramaggiore, al di là che non vi ho fatto in diretta il consiglio comunale, anzi so che adesso hanno indetto un'apposita commissione per vedere di modificare il regolamento. Lei da questo punto di vista specifico ritiene utile che sia trasmesso in webcam, in diretta o quantomeno registrato, che poi uno può andare a vedere per avvicinare? E poi ho anche notato, come ultima cosa, che i regolamenti dei consigli comunali non sono tutti uguali, c'è molta differenza. Allora, per esempio Pramaggiore non permette proprio come regolamento la registrazione, però anche i verbali non sono proprio tradotti fedelmente come succede a Portogruaro, ma fanno una sintesi. A Concordia, che io sono andato, non c'è niente che specifica nel regolamento comunale o che vieta la videoregistrazione. Non so come vengono tradotti i verbali, però ho visto che c'è molta disparità. Una cosa che è importante è che quando ci sono degli ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze, per esempio il comune di Concordia, se si va fuori tempo massimo si salta, se ce n'erano 5 e ne hanno fatte 3, scaduto il tempo, le altre 2 vengono rimandate. Portogruaro invece si va avanti ad oltranza, ce ne sono 5, se le discute tutte e 5, a meno che tutti insieme non decidano in seduta stante di posticipare. Lei ritiene che i consigli comunali dovrebbero essere almeno come base uguali, in modo che non ci sia disparità, o ognuno a casa sua fa quello che vuole? Ma io che ci fosse una certa omogeneità da parte di tutti i consigli comunali sarebbe utile. A me comunque interessa, perlomeno a noi interessa come gruppo, che sia data ampia trasparenza a livello di consiglio comunale, sia per quanto riguarda i verbali. Su questo addirittura noi abbiamo già chiesto per ben 2 consigli comunali la rettifica del verbale che ci abbiamo posto all'approvazione. Mi scusi se la interrompo. Allora, andando nello specifico nel vostro, poi attualmente nel regolamento c'è qualcosa che dice sulla webcam o sulla registrazione? Si può fare o non si può fare? Qua devo verificare. Al momento non so. I verbali vengono trascritti fedelmente? No. Da quello che ha detto mi sembra che venga fatta una sintesi. Viene fatta una sintesi, infatti su questo abbiamo avuto una discussione 2 consigli fa, perché
avevamo chiesto una rettifica, il sindaco ha detto noi facciamo la sintesi e ripeto, si è aperta io come cittadino lo so, infatti, anche perché non è che vogliamo andare a mettere la virgola chiaramente su quello che pretendiamo la virgola sul verbale, però se il concetto che noi abbiamo espresso viene travisato, logicamente non siamo d'accordo. Lei è stato abbastanza chiaro e ci ha fatto conoscere un po' Annone Veneto come consiglio comunale al suo interno da un punto di vista politico. Io la ringrazio e chiudiamo qua l'intervista. Grazie.